La Regione Veneto ha delle importanti necessità energetiche nel futuro che l'aspetta perché il mondo si sta spostando verso l'elettrico, quindi dai trasporti fino al residenziale tutto si sta elettrificando. Quindi c'è bisogno di energie rinnovabili. Ma perché non usare energie a chilometri zero come avviene per l'ortofrutta, cioè avere un'energia che viene sopra la nostra testa, il sole, e sotto i nostri piedi, l'energia del terreno, del sottosuolo, energia geotermica. Soluzioni tecnologiche esistono, possiamo percorrerle con una certa facilità, c'è un problema di costi che vanno coperti per avere un contributo sostanziale importante sulla riduzione delle emissioni e sull'efficienza energetica. Gli edifici, ad esempio, sono delle strutture molto energivore che devono essere migliorate. Quindi ridurre i consumi non significa perdere comfort nell'edificio, ma semplicemente migliorare quelli che sono gli aspetti tecnologici dell'edificio stesso. Una soluzione possibile è una pompa di calore, non soltanto che usa l'aria come sorgente, ma geotermica. Una sorgente che si trova a temperatura costante tutto l'anno, il sottosuolo, e che ha una convenienza e efficienza energetica molto superiore rispetto alle pompe di calore ad aria. Un altro aspetto importante è utilizzare quello che abbiamo a disposizione, tra questi anche il calore che il sottosuolo ci regala. Abbiamo varie zone particolarmente vocate, come la zona del distretto termale Euganeo, la zona del Portuguarese e la zona veronese, che hanno un calore molto prossimo alla superficie e anche importante. È possibile, con questo calore, climatizzare, soprattutto riscaldare edifici in grande quantità. L'esempio più eclatante è la zona di Abano, Montegrotto, Gazzignano e Battaglia, che può in qualche modo utilizzare gli stessi scarti dell'industria terapeutica, che scarta quasi 15 milioni di metri cubi d'acqua a 55 gradi in superficie, per poter riscaldare circa 15.000 abitazioni e soddisfare le richieste di circa 50.000 persone. Quindi è un contributo importante per quello che riguarda la riduzione delle emissioni e l'efficientamento nella regione del Veneto.